Ormai è scattata la psicosi dei cerchi nel grano. Mentre continua il pellegrinaggio dei curiosi a Tribano, a Vescovana è spuntata un'altra piccola formazione. Ma secondo gli scettici, dietro alle famose teorie sugli UFO ci sarebbe solo ed esclusivamente la mano dell'uomo. Qualche asse di legno, un po' di corde e un metro professionale. Avrebbero utilizzato questi pochi strumenti buontemponi che hanno realizzato a tempo di record il grande cerchio nel grano comparso nella notte tra sabato e domenica a Tribano, almeno stando a quanto affermano gli specialisti del CICAP, il Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sul Paranormale, che da sempre smontano le tesi su UFO, alieni e cerchi nel grano. Le prove della semplicità nella realizzazione di questi complessi disegni arrivano da questo filmato. Abbiamo fatto la circonferenza principale, adesso dobbiamo tracciare e marcare i vertici di questo pentagono che sono a 14 metri e 10 centimetri, quindi dovremo fare molta attenzione a seguire il percorso e evitare di schiacciare lì dove non è necessario. Tutte le linee di costruzione vengono realizzate abbattendo le spighe con i piedi. La fase più difficile è quella di realizzare le linee di costruzione, poi si passa all'appiattimento, che è quello che faremo adesso. Sono spezzate? Assolutamente no. Tramite questa tecnica le spighe non risultano spezzate né risulteranno spezzate con la tecnica che faremo vedere adesso con le tavole di legno. Dopo quasi 2 ore il nostro cerchio nel grano è finito. Ha un diametro di 26 metri, la misura tipica delle formazioni dei primi anni '80. Con un disegno volutamente semplice è stato realizzato appositamente in pieno giorno nella campagna bresciana. Si ritrovano in tutti i crop circles, sia inglesi che italiani da qualche anno, gli stessi segni che si possono vedere qui: tracce, linee di costruzione e appiattimento, sovrapposizione di strati, e tutti i segni ci sono. Per Francesco Grassi, esperto di crop circles e autore di un articolo scientifico che contesta tutte le ipotesi sulle origini misteriose dei cerchi, delle sfere di luci che li creano, delle alterazioni dei campi elettromagnetici e tutte le anomalie varie trovate, è l'uomo l'autore dei disegni nel grano. Ma fino a prova contraria, come è nella scienza, bisogna avere la mente aperta, chiaramente. Certo è strano che nessuno si sia accorto di nulla, che in una zona di campagna, al buio, qualche ragazzino sia riuscito in un'opera così complessa senza farsi sentire. Chi crede nella vita extraterrestre, quindi, non può certo farsi scoraggiare dalla razionalità. Gli scienziati non escludono altre forme di vita, ma solo il contatto con esseri alieni. A meno che non siano già tra di noi. E di casa telefono.